Finisce l'emergenza incendi ed inizia quella del maltempo, strade allagate, voragini con auto intrappolate, alberi abbattuti al suolo e le fogne che scoppiano e vomitano liquami in strada e in mare. Le forti piogge che si sono abbattute sul capoluogo e sull'intera provincia hanno provocato danni e disagi. Ad accorrere da un capo all'altro dell'Interland sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli dei vari distaccamenti. Lungo il viale Leonardo Sciascia al villaggio Mosea di Agrigento l'asfalto, proprio a causa della forte pioggia, si è pesantemente abbassato. Alcune autovetture, pur finendo dentro la voragine, sono riuscite a venirne fuori. Non è stato così invece per una Fiat 600, sul posto anche i poliziotti della sezione volanti. Durante la mattinata poi i pompieri hanno cercato di alleggerire gli allagamenti di via Capo Passero nella zona di Fiumenaro. L'acqua torrenziale caduta durante la notte non è riuscita a defluire e dunque è rimasta lungo la strada. Interventi per garantire la sicurezza anche lungo l'Agrigento-Palermo, dove alberi e frode di alberi si sono abbattuti sulla statale. In molti punti della provincia poi ci sono grosse difficoltà con i collegamenti internet. Invasa dalla fogna una spiaggia delle dune di San Leone, proprio quella dove il WWF vorrebbe far sorgere un'oasi. Lì le acque meteoriche, commisse alla fogna di via Cavaleri Magazzeni, sono finite anche in mare. Stessa cosa nella vicina Porto Empedocle, dove piove sul bagnato, in particolare sul torrente Re, che già era stato invaso dalla fogna le scorse settimane. Vige ancora il divieto di balneazione e il problema dello scoppio delle fogne si ripresenta, aggravando il tutto con notevoli disagi ai commercianti, agli stabilimenti balneari che si ritrovano a spalare quello che gli arriva fin dentro il locale.